Matematica e musica, il mistero dell'armonia dei numeri appassiona da sempre gli esseri umani dall'antichità. Ci guida in questo viaggio Renato Caruso, matematico e musicista, e ce lo racconta Maria Teresa Santaguida. Vieni, trasferiamoci nell'antica Grecia ai tempi di Pitagora, il capostipite di tutti gli sgobboni. Sì, il padre della matematica e della musica. Oh, troverai la matematica nei luoghi più impensati. Anche Paperino, quando scoprì la matemagica, non poté fare a meno di intrufolarsi tra gli iniziati del circolo pitagorico. Lo immaginiamo a Crotone per comprendere i misteri che ci sono dietro i due linguaggi più universali, le note e i numeri. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2:1 con la lunghezza della corda. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Chi studia ancora oggi questo rapporto è il giovane musico, ama definirsi così, Renato Caruso. Una carriera nel campo delle scienze tenendo sempre con sé una chitarra. L'algoritmo della musica è il suo ultimo libro. Entriamo allora nel suo laboratorio dal quale studia e divulga le sue ricerche per ripercorrere questo straordinario viaggio tra spartiti e rapporti numerici. Pitagora sì, non aveva sicuramente un computer, una tastiera, un qualcosa di miti, però lui diceva tutto è numero. E oggi ci ritroviamo nell'era dei numeri. Inventò una sorta di strumento che si chiama monocordo, semplicemente una chitarra, possiamo immaginarla, con una sola corda. La scienza della musica deve molto anche ad un Galilei, Vincenzo, padre del più famoso fondatore del metodo sperimentale nelle scienze. Anche lui diede un apporto fondamentale alla teoria musicale. Faceva parte di questo gruppo intellettuali, da lì poi nasce la Camerata dei Bardi, la nascita dell'opera. Il momento in cui i suoni e i numeri si sono fusi concretamente è coinciso però con l'avvento del computer. Ecco come un codice 01 già negli anni '80 poteva produrre una melodia. Oggi l'evoluzione ci ha portato all'intelligenza artificiale. Basta scrivere un prompt, ad esempio. Sentite i violini, perché ho detto di costruire una musica in base ai violini. Luci che brillano, metallo e cuore. È impressionante. Sì, è qualcosa di impressionante. Lei pensa che con l'intelligenza artificiale si possa spegnere la creatività umana? Non credo ci sia da aver paura dal punto di vista musicale o creativo, perché anzi ci sarà qualcosa che noi forse neanche immaginiamo. Lei che è un compositore, un musicista che suona degli strumenti, tra il comporre con la sua chitarra e il comporre col computer, che cosa sceglierebbe? Il fatto che io sto così con la chitarra, che sto toccando questo legno e sento vibrare il mio corpo, è qualcosa molto che va oltre la digitalizzazione. Come vedi, quegli sgobboni dei pitagorici con le loro formule matematiche hanno gettato le basi di tutta la musica moderna. Li chiamano i Giulietta e Romeo.